Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, MotoGP, Gran Premio di Catalogna, gara iper favorevole per il Cume, ma solo un settimo posto con la nuova moto. Vediamo se riusciamo a recuperare in gara, penso proprio di sì però ragazzi. Però si parte ragazzi, rock and roll. Vediamo di fare una buona gara, attenzione ho perso già 3, 4 posizioni, 5 posizioni ho perso, quindi attento a questo gioco, sono proprio fenomenali per il Cume. Dai che recuperiamo, adesso ci buttiamo a cannone. Oh, bellissima questa. Mamma mia, me ne sono fatti 5 ragazzi, 5 in una curva. Illegale quel come illegale in Catalogna la mia gara. Ma dovevamo vincere per appurare più punti possibili. Ne possiamo fare tanti qua, non so se c'è la vittoria perché comunque la moto poi insomma non è prestazionale a livello incredibile. E anche le gomme sono 5 giri, non sono 3, quindi più difficile. Però vediamo. Intanto doveva fare 5 giri con una concentrazione massimale con fisica pro. Ripeto, questa è la mia gara qui a Catalogna. Quanto abbiamo vinto su MotoGP con tutte le carriere che ho fatto, mamma mia. Diciamo che gli ultimi due, Valentino The Game e l'ultimo MotoGP, non mi hanno esaltato particolarmente. Vedete questa curva qua che è sempre pericolosa, prendiamola pianino. Sono vicinissimi comunque gli avversari, non sto per niente tentando la fuga. Eccoli là. Non ho né la moto né le capacità ancora per poter stare davanti con un bel vantaggio. Nei bei tempi qua vinco con 10 secondi, 15. Adesso dobbiamo fare una gara veramente perfetta se vogliamo vincere, essere perfetta, neanche mezzo errore. E intanto il primo giro è andato, ne restano 4 laps. Remaning. E il numero 69 in testa. Piano. Ok. Relax. Dopo durante la carriera piano aggiungeremo percentuali di difficoltà, anche il 2% alla volta, cioè con calma, nessuno ci corre dietro raga. Qua sappiamo che era un po' la nostra gara questa. Fantastic job, come fantastic. Per il momento stiamo guidando benissimo, ma manca ancora troppo. Manca troppo. No, ecco qua. Questa è una curva presa malissimo invece. Tutorial su come non prendere sta curva. Mamma mia. Buzz Lightyear è dietro. Siamo contro Lightyear oggi. Sarebbe bello finire in top 5 nel campionato, cosa non impossibile. Eccolo qua, Lightyear mi supera. Mi ha superato sia Lightyear che dalla finestra. Mamma mia anche Rodrigo Borgia. Sarà dura ragazzi. Non si domina qui in Spagna, non si domina. Però stiamo lottando per il podio, questo è importante, ci stiamo divertendo, questo è ancora più importante. Siamo contro Lightyear, veneziano contro Lightyear. Sarà una sfida epica, inizio veneziano versus Lightyear. Ok, qua l'ho presa bene, però devo spingere un po' di più adesso se voglio vincere. Bisogna capire se ci contentiamo del secondo posto, se vogliamo vincere. Il Cume difficilmente si accontenta qui in Spagna. Per adesso Lightyear sembra volare. Infatti, verso l'infinito e
Ottime linee per veneziano comunque. No. Questa curva, la curva che non mi riesce. La curva del cacchius. Cacchius curva. Nell'inglese che è sempre più inglesoso. Dalla porta è là. Non vediamo cane. Cabaret non si vede oggi. Problemi per Cabaret. Ok. Stiamo studiando le linee di Lightyear per tentare un attacco. Ok. Cane intanto è quinto, sta recuperando il cane. Ok, Lightyear vola però. Ah, Dio mio. Mamma mia, eccolo qua, Cabaret terzo. Questo va bene fuori la distanza. Ciulaps alla fine, ciulaps. Le gomme chiaramente se ne stanno andando. Questo è abbastanza ufficiale. Mamma mia, non mi sbagliare questa. Come sta dando tutto adesso. Il primo settore dove guadagno di più, anche se in realtà Buzz è in una fuga incredibile, bravo Buzz, che ne ha approfittato, mi ha superato e se ne sta andando. Peccato che mancano le scivolate degli altri, che sarebbe l'apoteosi. Mamma mia. Ok, il Cumendone c'è. Il Cumendone c'è, dai. Acid Erbolina supera Lopez. Ok, buona, questo l'ho presa bene. Comunque positivo nonostante il secondo posto dove in Spagna, dove in Barcellona il secondo posto è veramente una sconfitta di solito, ma oggi va bene così. Ok, inizia il final là, ultimo giro. Mamma mia, Cabarera. 1,7 dal Buzz, 1,0 dal Lightyear. Avrò da staccarla più tardi, ma Lightyear. 1 secondo e 7 non lo recuperi in un giro, se non è una moto molto migliore, se non sei veramente un fenomeno. Guarda quanto recupero però nel primo settore, ragazzi, di massacro nel primo settore. Solo che no il Buzz, veramente si è inventato la gara della vita, Potevamo vincerla, peccato. Paghiamo ancora un po' di inesperienza. Che se in realtà veneziano guida da tanti anni. Ricordo MotoGP 08. Una gran soddisfazione perché non ricordo nessuno ha portato MotoGP ed era iniziato il nostro amore, che purtroppo negli ultimi 2 anni si è un po' abbassato, ma non per colpa di MotoGP ma per colpa di 2 giochi a mio parere non all'altezza. Questo sembra molto migliorato per quanto ci sono delle pecche anche su questo, Vabbè, final curve. Mamma mia, quello rischiata, Lightyear va a vincere probabilmente al secondo posto, importantissimo con la nuova moto. Very good. E ancora very good. Buono, come festeggia, come giusto che sia.
Molto bene, vediamo se saliamo di livello. Buono. Ok, la classifica ci vede al quarto posto di nuovo. A 98 punti la Cabaret, ma va bene. Però siamo vicini, cioè fino a secondi possiamo arrivare in realtà. Vediamo quanto saliamo qua. Boom. Ottimo, ottimo direi. Ottimo direi. Forse non sarà riuscito a vincere la gara. Vabbè, ma va bene così, va bene così. Ottimo lavoro ragazzi. Squadre tifosi sono certamente meritatissimi. Io sono felicissimo. Assen, qualifica devastante, pioggia incredibile nell'università delle moto. Ogni curva è un esame. 10° posto in griglia, adesso c'è la pista bagnata. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai fioi, rock and roll. Si parte. Abbiamo subito Adam Nandrolone davanti. Vedo che il sondaggista Masia. Piano, piano. Ecco, Nassen con sto tracciato bagnato e no pericoloso di più. Abbiamo fatto una partenza da fenomeno, Abbiamo un mignolo. Piano, bravissimo, dal Kuma è già quarto, se prendiamo la mano così sono dolori per tutti. Se prendiamo la mano così sì, ci facciamo un'altra stagione in Moto 3, li massacriamo tutti con la moto migliore e vinciamo sta benedetta Moto 3 che l'abbiamo vinta solo una volta in carriera. Penso da più pianino, ormai il mondiale è andato per il Cabaret a 100 punti di vantaggio. Buono Kuma, buono, buono. Arrivare in zona polo sarebbe già perfetto. Stiamo prendendo la mano in maniera molto arrogante. Very good, very good, very good. Ok. Primo giro andato, sono 5 giri di passione anche qui in Olanda. Ovviamente abbiamo davanti Lorenzo Taroccato e Cabaret. Cabaret è fenomenale ragazzi. Cabaret è un pilota eccezionale. Però anche noi non siamo da meno. Ma l'avevo un po' rischiata, Beppe. Ancora. Mamma mia che rischio qua. Bravissimo, vedete allora. E si supera anche il Jorge Taroccato. Su questa moto ragazzi forse possiamo anche alzare di pochissimo la difficoltà. Questa moto mi sembra tutta un'altra cosa sinceramente. Godo. Anche se in qualifica facciamo ancora fatica. In gara vedo un veneziano bello spavaldo. Sono comunque gare abbastanza favorevoli in Spagna. Spagna tantissimo, questa amo a volte, però quando piove di solito di più. Vedo che superare Cabaret sarà presa abbastanza disperata, però ci proviamo. Molto bene, stiamo guidando perfettamente adesso. Ha paura Caba, mamma mia, qua addirittura di impennata. E forse è fastest di veneziano, anche. E infatti è fastest di veneziano. Tanto una Kiev sempre in moto, non capisco. Vabbè.
ce l'è forse un equivalente di distanza probabilmente. Occhio bene sia non bravissimo, siamo là col cabaret. Mamma mia, portatemi le pastine, c'è un cabaret. Sta moto pompa che è una meraviglia, quanto me la godo sta moto. Quanto me la godo. Attenzione, il come ci prova in un internazio pericolosissimo, il super cabaret. Super cabaret. E adesso il terrore però raga, mamma mia. E adesso siamo in testa al Gran Premio d'Olanda. Mancano ancora 2 giri e un quarto. Manca ancora troppo. La pista si sta asciugando sempre di più. E un altro giro è andato qui in Olanda. Boom, 1.51.3. Ciolaps Remaning. Nell'inglese che è sempre più perfetto. Very good, very good, very good. Ok. Mamma mia, cornflakes super Amasaki. Noi stiamo tentando un'impresa titanica. Sarà quasi impossibile vincere, lo so. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Devo cappellare però. Non dobbiamo sbagliare nulla. No. Mamma madonnina del Signor. La. Ok. Attento ai cordoli che sono bagnati, scivolosi, pericolosissimi. Eccolo qua Cane, mamma mia che curvetta di Cane. Il come prova all'esterno, esternazzo puro. E siamo ancora davanti, ma Cane ci ha provato il mitico cabaret. Inizia l'ultimo giro, final lap. Fondamentale vincere sta gara per il morale, per tutto. Tutti preferiscono Rosy Binder in scuderia perché Binder è più bella, ha il sederino più bello Binder, ma io c'ho il cuore, cavolo, il cume al cuore. Prossimo video proviamo ad alzare magari 3 o 4 punti percentuali e vediamo. No. Mamma mia quanto ho rischiato raga, ho rischiato tantissimo. Prossimo anno penso che me l'ho fatto, il prossimo anno avrò sicuramente offerte importanti e voglio provare a vincere il mondiale di Moto3. No, mamma cosa ho rischiato. Ho rischiato, però qua ho guadagnato in realtà, c'è veramente cabaret, ha mollato, il caba ha mollato. Quasi un secondo, no.
Piano, piano, qua recupera tanto Cabaret. Pianino. Mamma mia, quanto sto rischiando. Ma vince il veneziano che zittisce tutti il cuore, yes. Mamma mia, secondo e primo posto in 2 gare, boom. Mentre il parco chiuso comincia a popolarsi, anche il Cume si popola. Il Cume è secondo e terzo nel mondiale a 93 punti. Meno 93 da Cabaret, ma chi se ne fotte. E qua prendiamo un sacco di... no, guarda come saliamo bene. Però un po' siamo anche primi piloti, ragazzi, molto bene. Prossimo video proviamo ad alzare di qualche livello. Promosso a pieni voti, sì. Cume, laureato. Raga, un saluto del Cume da Veneziano. Ciao!